Giuliano Fogliani, hai sentito il nostro direttore che cosa ha detto in particolare riferendosi alla Lega Nord? Cioè c'è un gioco al massacro che io immagino che lei come consigliere provinciale ritenga inaccettabile. Sì, secondo me stanno esagerando sotto certi aspetti, il direttore ha ragione. Senta, tra l'altro dovevamo parlare io e lei di province, perché pare dalle ultime informazioni che effettivamente passerà questa riforma dell'abolizione delle province. Ci può dare qualche ragguaglio in più in merito? Ultime notizie, oggi c'è stato un incontro a Roma dell'UPI, che è l'Unione Province Italiane, con vari presidenti presenti, e stanno valutando per la chiusura totale delle province italiane. Cioè chiusura totale delle province cosa vuol dire? Che non nasceranno neanche le città metropolitane? Questo di Venezia è un caso particolare, il nostro, da valutare assieme a Firenze, Napoli e altre città del nostro paese. Forse Trieste. Forse Trieste anche. E questi casi verranno valutati, però diciamo sono trovati con vari parlamentari di molte formazioni. L'unica cosa da dire è che è stato detto dai presidenti delle province che in questo momento particolare diciamo non sarebbe una priorità abolire le province, perché hanno molte competenze. Le priorità sono altre, ci sono molte competenze di territorio a parte delle province, che vanno dall'edilizia scolastica alla viabilità, al settore ecologia, sono tantissime. Insomma, le province andrebbero abolite tout court. Sì, ad oggi. Speriamo di no a questo punto. Speriamo di poter dare il nostro... Le responsabilità non vengono poi addossate alla regione o altri enti competenti, la vedo dura. Ringraziamo Giuliano Fogliani, in linea alla redazione centrale.